Pensiero del giorno, sabato 27 luglio. Incontrarsi nell'amore reciproco. Il Signore poi vi faccia crescere e abbondare nell'amore vicondevole verso tutti. Prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 3, versetto 12. In queste parole, apparentemente così semplici, traspare innanzitutto l'idea che tutta la vita cristiana si riassume nell'amore reciproco. Allo stesso tempo vi si scopre che l'amore reciproco è il mezzo più efficace per sostenere, rafforzare e rinvigorire l'anima contro le persecuzioni e contro tutte le difficoltà esterne e interne che la minacciano. Inoltre, non è difficile scoprirne il motivo. L'amore reciproco mette in moto e rafforza tutte le energie soprannaturali che sono state depositate in noi dal santo rito del giorno del battesimo. La fede che ci spinge a vedere sempre Gesù nel nostro fratello. La speranza che ci aiuta a ricominciare dall'inizio, dopo ogni colpa. E poi tutti gli aspetti dell'amore verso il prossimo. Umiltà, mansuetudine, pazienza, misericordia, purezza, povertà, eccetera. L'amore reciproco ci fa crescere soprattutto nell'amore della croce di Gesù, perché ci chiede continuamente di rinunciare a noi stessi per identificarci con il nostro fratello. Naturalmente, tutto questo ci assicura anche una luce sempre più viva, una forza e un'unione sempre più intima con Gesù risorto, presente in mezzo a noi. Chiara Lubich, stralci del commento alla parola di vita dell'agosto 1988. Parola di vita, luglio 2024. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla.